Riaperto dopo un anno il ponte della Privola tra Susegana e Nervesa, oggi il taglio del nastro con il governatore Zaia e il ministro Toninelli che dice emozionato per la presenza della comunità. In altre zone d'Italia non capita, quasi 12 milioni per restaurare i manufatti. Domani intanto il governatore partirà per Losanna dove lunedì alle 18 arriverà la decisione sull'assegnazione per le Olimpiadi invernali 2026. Il nostro dossier è il migliore, dice Zaia, ma dovrà convincere i delegati indecisi. Pedopornografia online, maxi operazione della Polizia Postale di Catania, 51 indagati in diverse regioni, 2 di questi sono giovanissimi trevigiani. Tragedia a Cessalto, pensionato di 68 anni travolto da un'auto, il drammatico incidente a pochi metri dalla sua abitazione. Torneranno a casa domenica pomeriggio gli alpinisti veneti travolti dalla valanga in Pakistan, oggi hanno mandato un videomessaggio ad Antenna 3 da Islamabad. Il Comune di Treviso non concede il patrocinio al Gay Pride del 29 giugno e nemmeno per la contromanifestazione domenica prossima. Il sindaco dice che in entrambi i casi educazione e rispetto. Da luglio a settembre cinema, teatro, danza, spettacoli per grandi e piccoli, l'estate degli eventi di Treviso presentata oggi. Il vice sindaco De Checchi dice non c'è solo il centro storico, pensiamo anche alle periferie, rispondendo ai commercianti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'inaugurazione del rinnovato Ponte della Priula. Questa mattina il taglio del nastro da parte del governatore del Veneto Luca Zaia, alla presenza del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Tanti gli argomenti ovviamente toccati insieme anche alla stampa, ma andiamo con ordine e partiamo dal momento ufficiale dell'inaugurazione. Fermi ragazzi, buoni. Presidente, come stai? Bene, tutto bene. Ci siamo visti anche ieri. C'è un sacco di stiamo fissando per domani un altro incontro che non possiamo far passare più di 24 ore. Scambio di battute scherzose all'arrivo del ministro alle infrastrutture per l'inaugurazione del rinnovato ponte della Priula. Toninelli è arrivato con 45 minuti di ritardo causa volo, comunque viene salutato da una folla di residenti, di cittadini e di curiosi arrivati sul ponte con ogni mezzo, a piedi come in macchina, passando per l'immancabile bicicletta e perché no alla canoa, pagaiando lungo il Piave. Una presenza massiccia e festante che ha addirittura sorpreso il ministro. Se voi siete qua oggi e siete il cantiere che oggi vado a inaugurare con la maggior presenza di cittadini e di questo vi ringrazio profondamente. Ministro che ha sottolineato come il rinnovato ponte della Privola sia soprattutto il risultato di una strategia trasversale. C'è stato uno Stato che ha dato delle risposte, uno Stato che ha ragionato con la Regione, uno Stato che ha ragionato con i sindaci, che non ha guardato i colori politici. Che su questa opera non solo ci sia stata sintonia tra le amministrazioni, l'ha sottolineato anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che non ha lesinato gli accenni alla burocrazia e alle tasse. Se voi guardate la storia di questo ponte, ha fatto la prima progettazione nel 2004 e poi ha avuto una costellazione di ricorsi su tutto, sulle ringhiere, sulle pile, su qua, sui osei che deve attraversare, su tutto. Allora io penso che questo è anche il significato di questa inaugurazione, che ce l'abbiamo fatta. Dal 2004 al 2019 sono 15 anni. La vostra presenza è la miglior risposta a tutti quei uffici, complicazioni e affari semplici che in Italia ci sono. Governatore che ha colto l'occasione per ricordare gli altri grandi appuntamenti nell'immediato per il Veneto. Poi Ministro, guarda, ti dico l'ultima roba, qui sono le colline del Prosecco. No, voglio dire una roba. Il 4 luglio io vado in Azerbaijan, voi sapete che è 10 anni che seguo questo dossier. Finalmente hanno dato parere favorevole, spero di tornare a casa col patrimonio dell'umanità per i 15 comuni del Prosecco. Insomma, Ponte della Priula, preludio di un'estate che con tutta probabilità entrerà nella storia della Marca del Veneto, con l'ultimo atto prima della riapertura del pomeriggio, l'immancabile taglio del nastro. E con i cittadini erano presenti, avete visto, anche amministratori e sindaci per una infrastruttura strategica per la Marca e per il Veneto. E dal numero 1 di ANAS l'annuncio, ora guardiamo al Ponte di Vidor. Sono convinta che questo traguardo conseguito insieme sia il simbolo dell'Italia che vorremmo ovunque. L'Italia che decide, che lavora e arriva al traguardo. Viva l'Italia, viva il ponte! Emozionata il sindaco di Susegana per la riapertura del suo ponte, emozionata ed orgogliosa che questa infrastruttura possa essere presa ad esempio da tutta l'Italia.
Un cantiere durato oltre un anno per numeri e interventi descritti dal numero 1 di ANAS. Oltre 11 milioni di euro di lavori lungo i 430 metri della struttura composta da 20 campate. E per un cantiere chiuso altri sono in procinto di essere aperti in Veneto. Abbiamo in gestione 730 km di strade e stiamo investendo 920 milioni sia in nuove opere che in manutenzione programmata. E quindi a questo si aggiunge ovviamente la tangenziale di Cortina, che comunque sia un impegno non da poco, perché i mondiali ci saranno nel 2021. Stiamo dando una mano anche alla provincia con le indagini che stiamo facendo sul ponte di Vigor, che è un ponte simile a questo, sul quale stiamo in qualche modo operando in analogia a questo ponte. E proprio dal Presidente della provincia c'è stato l'accenno alla viabilità che attende interventi e manutenzioni. Non è un traguardo questa inaugurazione, ma un momento di partenza rispetto ad opere che in provincia di Treviso sono cantierabili, sono già state rese note a chi di dovere e che si aspetta con positività essere finanziate. E tra le richieste più o meno velate al Ministro Toninelli e al Governatore Zaia, quelle dei risparmiatori truffati dalle banche venete che hanno pacificamente assediato l'inaugurazione. Ministro, porti la nostra voce a Roma, risparmiatori veneti, l'ordinamento non porta. Abbiamo messo l'anima. No, non ci avete messo l'anima. Un miliardo e mezzo l'abbiamo messo. L'ammetto adesso. Se fossimo stati da soli avremmo fatto di più, non possiamo decidere tutto noi. In queste leggi, tanti voleti da togliere. Inevitabile poi, vista la presenza di Toninelli, parlare anche di autonomia. Zaia lo ha fatto replicando però più che altro a Luigi Di Maio le parole delle ultime ore dopo l'annuncio di ieri di Erika Stefani, l'autonomia incardinata. Ma Zaia guarda pure all'appuntamento di Losanna di lunedì. Il governatore partirà domani per Losanna, lunedì il giorno in cui il CIO potrebbe assegnare a Cortina Milano le Olimpiadi invernali 2026. Ma guardi, il piano per il Sud c'è già, non mi risulta che comunque ci sia una visione ostracista nei confronti del Sud. Non stiamo parlando di un paese di serie A e di serie B, non parliamo della secessione dei ricchi, ma parliamo dell'applicazione della Costituzione. Cartolina da Susegana firmata Luca Zaia, destinazione Roma, perché l'autonomia è incardinata, come ha annunciato il ministro Erika Stefani dopo il summit con Conte, la roadmap tracciata, ma Luigi Di Maio si è subito affrettato a puntualizzare. All'Italia tutto serve tranne un ulteriore divario tra nord e sud. Il punto qui è politico e lo evidenzio senza mezzi termini. A questo paese serve un grande piano per il sud. Zaia ribadisce. Basterebbe guardare i voti per capire che i cittadini del Sud hanno scelto un partito, il partito dell'autonomia, che è la Lega, in territori nei quali qualcun altro dice che hanno paura dell'autonomia. Cartolina da Susegana, dove fa la sua apparizione il ministro Danilo Toninelli, che taglia il nastro del rimodernato ponte della Priula e cerca di costruire un altro ponte metaforico proprio sull'autonomia. Quello sull'autonomia è un tavolo importante, va fatta, stiamo lavorando intensamente attraverso tutti i ministeri con le rispettive competenze per farla bene. Sottolineo bene perché io mi ricordo delle altre riforme che io ricordo sempre quella del titolo quinto, ha fatto dei disastri, ha creato centri di spesa, siamo in un altro ambito, ma gli effetti sono molto importanti. Insomma, il mantra del Movimento 5 Stelle non cambia, andare ad agio per fare bene, ma il tempo stringe da troppo tempo, mentre una fetta di costituzionalisti e amministratori del Sud resta sul piede di guerra. Vadano dove vogliono, cioè nel senso che quando abbiamo presentato la legge referendaria ci hanno detto che era fuori di testa. La verità è che poi la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. Ricordo solo che uno dei giudici in Corte, quando si discuteva la partita dell'autonomia, uno dei giudici, non so se ha partecipato al collegio giudicante o no, ma comunque era giudice in Corte, era il presidente Mattarella. Toninelli in versione ecumenica, intanto replica anche a chi ha visto i 5 Stelle come i nemici della TAV e annuncia lunedì tavolo tecnico su Pedemontana e anche alta velocità. Non è mai stata bloccata semplicemente perché non è mai stato posto un veto su quell'opera. L'analisi costi-benefici, che va parallelamente con lo stato di avanzamento dei lavori di rete ferroviaria italiana, serve a migliorare. Prossimi giorni la pubblichiamo, ma RFI ha avuto un mandato chiaro, guai a voi se limitato o bloccate i lavori. Ma c'è tempo anche per uno sguardo a Losanna. Zaia freme come tutti i veneti, lunedì alle 18, appuntamento con la storia. Il nostro dossier è il più bello, il nostro dossier porta il sole, porta la neve, porta un territorio, porta una serata di chiusura pensata in Veneto per la Reina di Verona e noi siamo confidenti, insomma. È anche l'occasione per convincere gli indecisi, quindi l'appello che faccio io agli indecisi, perché ormai un po' immagino molti si siano fatti l'idea, ci saranno degli indecisi e noi saremo lì per convincere gli indecisi.
La pagina della cronaca si apre con la maxi inchiesta sulla pedopornografia online dalla Polizia Postale di Catania, che arriva anche a Treviso. A far scattare l'operazione denominata Tana della Luna, una mamma che ha trovato nel cellulare del figlio adolescente immagini erotiche di minori. Scioccata per quelle foto, ha portato lo smartphone alla Polizia Postale. Immediatamente sono scattate le indagini. A coordinare la vasta operazione contro la pedopornografia online, la Procura distrettuale e la Procura dei minorenni di Catania. I giovani si passavano immagini e foto pubblicandoli in 2 gruppi WhatsApp, Tana della Luna, da cui prende il nome l'operazione, e Scooby Dank. 52 le persone indagate, di cui 30 minorenni. Nel Trevigiano sono stati coinvolti 2 giovanissimi, un 16enne residente a Vittorio Veneto ed un 18enne di Motta di Livenza. Tutti devono rispondere di detenzione e divulgazione di pornografia minorile. Gli inquirenti, con un meticoloso lavoro investigativo, sono riusciti a ricostruire le dinamiche e le condotte penalmente rilevanti poste in essere dai singoli aderenti ai gruppi, circa 300, e identificando coloro che avevano divulgato o richiesto video o immagini di pornografia minorile con vittime anche in età infantile. Numeroso il materiale informatico sequestrato, che sarà sottoposto ad approfondite analisi informatiche. E poi l'ennesima tragedia della strada, questa volta a Cessalto. Stamane stava facendo una passeggiata, come faceva ogni mattina, un 68enne travolto e ucciso da un'auto. Come ogni mattina stava facendo la sua solita passeggiata e forse stava rientrando verso casa quando è stato travolto da una vettura. Il tragico incidente è avvenuto in via Calstorta, nei pressi dell'incrocio con via Manin. L'uomo camminava a bordo strada quando la macchina, una Renault Clio condotta da un operaio 56enne di Musile di Piave, lo ha investito. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso ed ha chiamato il SUAM 118. Sul posto è arrivata anche l'automedica, ma purtroppo per l'uomo, Eligio Rebecca, di 67 anni, non c'era nulla da fare, è morto sul colpo. Stavo andando a casa e qualcuno che non l'ha visto. L'ha investito? E l'ha investito. Io ho visto la macchina e l'hanno preso a parte del passeggero. Io passavo per di qui e ho visto delle macchine ferme, mi sono fermato, ho guardato e c'era una mia collega un po' sotto shock e sì, insomma, c'era questo signore nel fosso che era deceduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Cessalto per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Secondo i primi accertamenti, comunque, la vettura procedeva regolarmente lungo la strada mentre il pedone stava camminando a bordo strada in senso opposto rispetto alla marcia del veicolo. Sotto shock l'intera comunità. La notizia è subito girata in tutto il paese, dove la vittima era molto conosciuta. L'uomo aveva lavorato come barista e da qualche tempo era in pensione. Eligio Rebecca abitava a solo 1 chilometro dal luogo dell'incidente, una strada che faceva quasi ogni mattina. Forse la causa dell'incidente una disattenzione dell'automobilista. L'uomo, che probabilmente si stava recando a lavoro, è stato sottoposto anche all'alcol test, che è risultato negativo. Una strada trafficata a quell'ora, verso le 7 molta gente va al lavoro, ci conferma un residente, e qui è un continuo passaggio di auto. A terra ancora una volta i segni dell'ennesima tragedia, un'altra vita spezzata ed un'altra famiglia distrutta dal dolore. Eligio Rebecca lascia la moglie e 3 figli. Furgone in fiamme a Silea nella notte. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. In mezzo si trovava parcheggiato a pochi passi dalla rotatoria di accesso il casello autostradale di Treviso Sud, di fronte a un locale, quando il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Il rogo è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Il furgone frigorifero è andato quasi completamente distrutto. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco da Treviso e i carabinieri per accertare le cause dell'incendio. Fortunatamente non si sono registrate né persone ferite né intossicati. Arriveranno con un volo da Venezia domenica pomeriggio dalla Turchia, si sposteranno in Turchia da Islamabad, dove si trovano in queste ore. Parliamo dei 4 alpinisti veneti, tra i quali il trevigiano David Bergamin, travolti, lo ricorderete, qualche giorno fa dalla valanga in Pakistan. Proprio oggi hanno inviato per noi di Antenne 3 un video messaggio in cui parlano di quella esperienza. Sentiamoli. Ciao a tutti i veneti, all'Italia, al mondo che ci aveva dato, che ha sentito la notizia che eravamo dispersi. Ringraziamo per la grande apprensione passata da tanti amici, sostenitori, familiari e tutti, diciamo,
quelli che amano il mondo della montagna. Siamo sopravvissuti, è stata un'esperienza durissima. Purtroppo il nostro amico Imtiaz Ahmad è rimasto vittima di questo incidente. Ci dispiace tantissimo per la famiglia, per i figli, per tutta la comunità che diciamo si è stretta attorno a lui. Da parte delle vallate, dei villaggi pakistani abbiamo ricevuto tantissime attestazioni di stima, di riconoscenza per il lavoro fatto in 10 anni nella costruzione di un acquedotto, di un ponte, l'avvio del centro del Climbing Center Cristina Castagna, che vorrebbe insegnare tecniche di alpinismo, e però al momento non ha risorse per fare questa attività. Quindi con gli amici Luca, David e Tino, che siamo fortunati di essere ritornati assieme a Nadima e Sakila, salutiamo tutti, rincorriamo tutti quanti il nostro stato di salute. Qualche problema c'è, però insomma si dovrebbe risolvere. Le ferite del corpo si curano, quelle dell'anima vedremo. Ed ora la polemica politica a paese, le parole e i pensieri di Andrea Zanoni, esponente di punta del PD trevigiano, che colpevolizza ironizzando in maniera disdicevole sulla gravidanza del sindaco Katia Uberti, non merita alcuna replica, tanto sono fuori luogo e inappropriate. Sono le parole del commissario provinciale della Lega di Treviso, Roberto Ciambetti, che vediamo nelle immagini, e che interviene sulle polemiche sollevate dall'esponente Dem nei confronti della neoeletta prima cittadina di paese, appunto Katia Uberti, colpevole, secondo l'esponente PD, spiega Ciambetti, di aver taciuto la sua prossima maternità nel timore ipotetico di vedersi bloccare la candidatura dai vertici del Carroccio, per usare sempre le parole di Zanoni. Parole, dice Ciambetti, che credo indignino anche l'elettorato del PD. Forse l'iro elastio che sembrano motivare queste considerazioni dell'esponente del centro-sinistra possono essere dettate, dice Ciambetti, dal rancore per una cocente sconfitta elettorale imprevista, vista la netta affermazione di Katia Uberti nei confronti degli altri candidati. Ancora polemiche invece riguardo al Gay Pride a Treviso. Come sapete il 29 giugno c'è il corteo del Gay Pride, mentre domenica questa c'è la contromanifestazione che abbiamo raccontato ieri, una preghiera diciamo purificatrice che ha fatto indignare molti. Oggi il sindaco di Treviso Mario Conti ha parlato anche di questo, ribadendo che ha negato il patrocinio al Gay Pride, come aveva peraltro già annunciato, ma l'ha negato anche alla contromanifestazione e chiede educazione e rispetto da entrambe le parti. A una settimana dal corteo del Gay Pride che si terrà nel capoluogo della Marca, il clima di tensione è in aumento, dopo che i partecipanti del movimento Con Cristo per la Vita, che si ritrova ogni lunedì per pregare contro aborto ed eutanasia, hanno chiesto al vescovo di cancellare la manifestazione. Nel frattempo il comune ha negato il patrocinio per entrambe le manifestazioni che lo avevano richiesto. Al microfono il sindaco Mario Conte vuole rassicurare i cittadini. Non sposeremo neanche la contromanifestazione perché, ripeto, noi rispettiamo le sensibilità di tutti, però l'amministrazione comunale deve rimanere in una posizione di equilibrio sopra le parti. Se le manifestazioni sono autorizzate il comune non può tirarsi indietro, quindi ognuno manifesti il proprio pensiero, lo faccia con rispetto e lo faccia con educazione e soprattutto tenendo conto delle sensibilità di tutti. Davanti al corteo un crocifisso, l'immagine della Madonna e uno striscione con la frase della Genesi: Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina. Un'iniziativa di riparazione al Gay Pride, così l'hanno chiamata la processione che si svolgerà domenica prossima lungo le vie del centro storico. L'annuncio della manifestazione organizzata dai pescatori di pace ha creato per lo più stupore e incredulità fra i trevigiani. Pazzesco, è pazzesco. Sono forme di fanatismo. Rispetto un parere diverso da quello che è il mio, personalmente non ci vedo niente di male al Gay Pride qui. Penso che chiunque può manifestare per i propri ideali, per i propri pensieri, l'importante è non manifestare contro qualche altro pensiero. Cosa ne pensi? Assurdo perché secondo me Dio, Gesù o chi per lui non è assolutamente contro l'amore, perché non devi credere che ci sia dell'amore tra donna e donna o tra uomo e uomo, quindi secondo me è assolutamente ingiusto. Se esiste un Dio non pensa questo, insomma. Pochi istanti di pubblicità, poi il cartellone degli eventi a Treviso.
Rieccoci in studio in diretta al telegiornale di Treviso per parlare di Estate Incantata, il cartellone degli eventi estivi in città a Treviso, che ha sottolineato oggi il vice sindaco e assessore al commercio De Checchi in risposta un po' alle preoccupazioni dei commercianti. Non sono tutti quanti in centro storico. Magia, cinema d'epoca nei quartieri, danze e balli, ma anche illusionismo, spettacoli teatrali e proposte per i più piccoli. A Treviso l'estate diventa incantata con una serie di eventi in grado di coinvolgere e stupire dalle vie del centro storico alle piazze più frequentate dei quartieri. Sì, sarà un'estate veramente incantata, quindi ancora con una direzione artistica molto forte, con due grandissime novità. La prima è il cinema vintage nei quartieri, con una scenografia d'eccezione, perché pensate che la scenografia di questo cinema vintage lo fa lo scenografo di C'era una volta in America. Saranno 11 appuntamenti che partiranno da Piazza Santa Maria Maggiore e toccheranno tutti i quartieri con dei film. Sarà una vera festa, ci saranno i food truck, musica. La rassegna partirà con Arte Magica, primo festival dell'incanto e della magia che animerà la Loggia dei Cavalieri e il Museo Bailo. L'altra iniziativa è un festival, una novità assoluta, perché è la prima volta che il linguaggio della magia si lega alla cultura. Il festival si chiama Arte Magica e saranno degli artisti maghi, questo ci tengo a sottolinearlo, che faranno degli spettacoli, quindi la Loggia Incantata diventerà protagonista della magia, ma ci saranno anche le notti magiche al museo, quindi gli artisti maghi entreranno al bailo e porteranno al pubblico alla scoperta delle opere più belle di Treviso in maniera magica. Tanta magia allora in arrivo a Treviso. Sì, Treviso è una città magica, invaderemo la città di una magia diversa perché useremo la magia come linguaggio per raccontare le tante meraviglie artistiche che rendono Treviso una delle città più belle del mondo. Per il vice sindaco Andrea De Checchi questi eventi doneranno ulteriore slancio alle attività produttive e non si limiteranno al centro storico come auspica Ascom Treviso. Dunque si faranno degli spettacoli, degli eventi anche nelle periferie? Assolutamente sì, come avrete modo di vedere in questo programma di Estate Trevigiana, di Estate Incantata, i quartieri saranno altrettanto vivi quanto il centro storico, quanto la loggia. Dal cinema agli eventi, ai picnic, al teatro, alla musica, tutta la città sarà coinvolta. Ne avete visti alcuni esponenti della giunta di Mario Conte in conferenza stampa per la presentazione degli eventi, una giunta che ieri è andata a lezione di rugby. Allora, io inizio a ragionare sulla prima cosa che abbiamo scritto. Più o meno all'unisono qualcuno ha detto gruppo, qualcuno ha detto squadra. Il rugby che cos'è? Gruppo o squadra? Inizia così la giornata fuori dagli uffici del municipio e dentro un campo di rugby per la giunta comunale. Sindaco e assessori si sono ritrovati a Monigo a lezioni di rugby. L'obiettivo era quello di fare squadra, imparare a sostenersi in ogni momento, valori insiti nel gioco della palla ovale. Siamo rimasti piacevolmente colpiti, ha spiegato il direttore sportivo Antonio Pavanello. Questo per noi è motivo di grande orgoglio e dimostrazione che le dinamiche del rugby possono essere utili ed aiuto anche alle importanti amministrazioni comunali. Lezione teorica finita, infilati i pantaloncini e scarpette, assessore e primo cittadino hanno iniziato il vero allenamento con due giocatori del rugby veneto. Dammela! Bene però! Tra risate e impegno la giunta ha ottenuto il risultato, promossi dalla Benetton Rugby. Sicuramente è una giornata non positiva di più, il bello poi di entrare in questo stadio, devo dirlo. Un conto è vederlo dagli spalti, effettivamente un conto è esserci dentro, è un'emozione. Insomma, per Treviso i francescati hanno insegnato a loro tempo, hanno dato un lancio che è stato in là. Il cuore c'è nel rugby per tutti noi e quindi poterlo anche vivere, soprattutto in versione anche istruttiva oltre che sportiva, quindi ricavandone poi quelli che sono gli elementi importanti anche per un gioco proprio di squadra. Dal punto di vista amministrativo credo che sia una bella opportunità veramente. E poi non è mancato nemmeno il momento euforico. E non avevano fiducia sul sindaco che potevo realizzare un drop, li ho realizzati 3-4, quindi adesso pagano da bere ovviamente. L'urlo del sindaco Mario Conte sul campo di Monigo. Adesso invece guardiamo un po' il cielo, cosa ci aspetta per domani. Il tempo sarà un tempo instabile, poi però arriverà il gran caldo. Continua il predominio di un anticiclone che protegge tutte le nostre zone. Gli effetti dell'anticiclone, come sapete, sono un ristagno della massa d'aria e un aumento sensibile delle temperature e quindi condizioni di tempo stabile, però
complice anche il caldo, il calore, basta un'infiltrazione di aria un po' più stabile per dar vita a dei temporali anche intensi. Questo è successo ieri, questo succederà domani purtroppo. Ci sarà questa infiltrazione che darà vita a dei temporali, quindi più in concreto domani prevediamo un po' su Treviso, su tutto il Trevigiano e in modo più intenso naturalmente verso i rilievi, cielo regolarmente nuvoloso, poco nuvoloso nelle prime ore del mattino, poi un aumento veloce della nuvolosità per formazione di cumuli anche imponenti e quindi poi nel primo pomeriggio fino a prima serata possibilità di temporali che localmente, temporaneamente potranno essere anche di una certa intensità. Gradualmente poi in serata ci sarà un miglioramento in nottata e cielo in prevalenza sereno per domenica, diciamo subito cielo sarà quasi sereno o sereno per tutta la prossima settimana. Il problema forte saranno ancora le temperature che cresceranno molto la prossima settimana, dopo un po' piccolo calo per domani, quindi forse le temperature non arriveranno ai 30 gradi ma si avvicineranno, poi a iniziare da domenica a seguire nei giorni successivi le temperature supereranno di molti gradi 30. Queste le parole del nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli, quindi prepariamoci al di là di domani a un gran caldo a partire da domenica e per la prossima settimana. Prepariamoci invece come telespettatori alla serata di questa sera, 21:15 torna come ogni venerdì 40 il nostro viaggio nell'archivio delle immagini straordinarie di Antenna 3 con Lucio Zanato. Tra gli ospiti che commenteranno le immagini Remo Mosole e anche il sindaco di Santa Lucia Riccardo Szumski. Il Partito Socialdemocratico di Treviso ha reso noto oggi il proprio bilancio di un anno di attività dell'amministrazione comunale. Un bilancio complessivo. Un giovanissimo Riccardo Szumski, segretario del Partito Socialista Democratico Trevigiano. È solo una delle immagini storiche che commenteremo con i protagonisti questa sera dalle 21:15 su 40, il programma del venerdì che ha riaperto gli archivi televisivi di Antenna 3. E ancora l'area delle Bandie nel 1984, quando l'imprenditore Remo Mosole pensava già al recupero della cava. Sci d'acqua e strutture che domani saranno anche il velodromo, 30 anni fa progettato da Treviso per l'area della discarica di Via Orsenigo e mai realizzato. Capitoli della nostra storia che commenteremo anche con chi queste immagini le ha girate per primo. Roberto Antoniuti, primo operatore di Antenna 3 nel 1979, rivedrà i suoi girati nel repertorio di una Treviso che in alcuni punti è davvero difficile da riconoscere. Ed è questo in fondo l'obiettivo di 40, mostrarvi il passato per commentarlo nel presente e per trovare gli spunti del futuro di tutti noi. Alle 21:15 dunque 40, prima però c'è 20:10, fra pochissimo avremo con noi Federico Canera, assessore regionale al turismo, parleremo del sogno di Cortina Milano 2026 ma anche dell'estate alle porte iniziata oggi, quindi le prospettive per il turismo. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Nella giornata di sabato 22 giugno è atteso un intenso ma rapido passaggio temporalesco sulle nostre regioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo qualche pioggia solamente sui rilievi bellunesi, col passare delle ore le piogge si estenderanno un po' a tutto il resto del territorio e localmente potranno essere anche intense. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 24 e 30 gradi. Situazione pressoché simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con qualche spazio più soleggiato al mattino ma con un veloce peggioramento a partire dal pomeriggio. Ci attendiamo infatti qualche temporale sparso ma piuttosto frequente. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Avremo condizioni di tempo perturbato con acquazzoni diffusi un po' dappertutto, ma entro le ore serali è atteso un lieve miglioramento. Temperature minime sui 17 gradi, massime invece tra 23 e 24 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.